Il 2022 ha segnato un deciso aumento sia delle chiamate ricevute che del numero di interventi effettuati dal SUEM 118 dell'ULSS 3 Serenissima. Il direttore generale Edgardo Contato, in occasione della fine dell'anno, ha voluto ringraziare per il loro prezioso lavoro donne e uomini della centrale operativa di Mestre. Un segnale che ho voluto dare a questa comunità di professionisti che raccoglie direi la sintesi dell'abnegazione del Servizio Sanitario Nazionale. Quando c'è bisogno il Servizio Sanitario Nazionale e regionale c'è, e in particolare queste persone, quando ci sono le situazioni più critiche, i disastri più grandi, non possono fermarsi, perché è lì che c'è il massimo di necessità di supporto all'utenza, alla popolazione, ai più fragili. Quindi questo è un segnale che io mi sento di dare a questi operatori fantastici che con ogni condizione climatica e in ogni momento sono pronti a rinunciare anche ai propri bisogni per dare una mano agli altri. La centrale operativa di Venezia serve un bacino d'utenza composto da circa 1 milione di persone, cui vanno a sommarsi le decine di milioni di turisti che dalla laguna alle spiagge affollano le località della città metropolitana. È un'attività che è in crescita, abbiamo avuto un aumento addirittura del 15% delle chiamate, di oltre il 10% delle emissioni, e quindi uno sforzo maggiore rispetto agli anni precedenti, con anche una ripresa forte dell'infortunistica stradale, che era un dato che non vedevamo da tempo. Ovviamente il Covid ha continuato a rappresentare una grossa percentuale degli interventi che facciamo, e anche un impegno da parte della centrale operativa per fare in modo che chi non ha bisogno di venire in ospedale riceva le cure necessarie a domicilio. In un periodo di normalmente quiete, per tutti gli altri, noi siamo chiamati in prima linea, e è un lavoro H24, 7 giorni su 7, e purtroppo le persone stanno male in qualsiasi momento dell'anno e noi siamo sempre presenti. Operatori ma anche volontari nella silenziosa quotidianità del sistema sanitario, senza i quali la rete del soccorso non potrebbe reggere.